Si è rinnovato a Geracisigulo l'antico rito della transumanza. Nel borgo Madonita, che fa parte del circuito turistico Bella Sicilia, si è celebrata l'antica pratica della migrazione stagionale del bestiame. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi di tutto il comprensorio. 2 giorni tra natura, tradizione e cultura, che hanno visto tantissime iniziative collaterali promosse dall'amministrazione comunale. Passeranno vacche, capre e pecore. Le mandrie che dai pascoli di marina vanno ai pascoli di montagna. Quindi ogni anno si svolge in questo periodo? Ogni anno è il 24 maggio, la data proprio di statuto, però poi si cambia magari la domenica prima o dopo il 24 maggio, sempre dai vecchi tempi. Quando ero piccolo la transumanza veniva ognuno per i fatti suoi, non c'era. Ora l'hanno visualizzata con questa manifestazione da 15 anni a questa parte e ci sono vari eventi collegati a queste cose della transumanza. Quindi le mandrie passeranno proprio qui nel bevaio? Sì, al bevaio. È l'unico punto di entrata in montagna è questo. Si ritornerà poi a valle a novembre? Il 19 novembre, 20 novembre. Lei quando ha iniziato a svolgere questa attività? Come appena finito la terza media, a 14 anni. Un mestiere difficile? Molto difficile. Pesante, anzi ora ci siamo evoluti, abbiamo i mezzi adatti per andare in campagna. Da prima andavamo o con i muli o a piedi. Mio padre aveva una mula, io ho preso la patente e andavo a piedi. Quindi lei ha imparato questo mestiere da suo padre? Mio padre, sì. Mio padre, morto pochi anni fa, ha fatto sempre questo quando era piccolo. Un mestiere difficile però che regala soddisfazioni? Sì, abbastanza. Qual è la parte più bella di questo mestiere? Vivere con la natura? Si vive con la natura è la prima cosa e poi ci sono diversi momenti anche di allegria, diciamo, in una festa, poi c'è l'aggregazione tra noi pastori, che è una cosa bella che a Geraci ancora ci sono varie aziende e siamo in concomitanza tutti. È bello vedere anche tanti giovani che si avvicinano. Ora c'è abbastanza giovane quest'anno, da pochi anni qua a Geraci si stanno avviando, cercano di portare avanti questo mestiere. Quindi l'auspicio è quello di non far perdere la tradizione. La tradizione è avere un lavoro sicuro, perché oggigiorno se non hai un lavoro sicuro che fai? Anche se ci sono gli stenti, certe volte uno dice ma non si guadagna poco, però è sicuro. Una festa, possiamo considerarla così per i pastori di Geracisigulo? Sì, non solo per loro, ma per tutta la nostra comunità di Geraci, delle Madonie, della Sicilia e anche da fuori. Siamo veramente contenti di questa bellissima giornata. Che messaggio possiamo lanciare oggi da Geracisigulo? Un messaggio di pace, di speranza, di fratellanza universale tra creature umane, tra creature animali e tra creature vegetali, e ci sentiamo tutti fratelli e sorelle perché figli dell'unico Padre che sta nei cieli. Faremo anche la benedizione degli animali. Quindi tra poco ci sarà la benedizione. Richiesta sì dai pastori, perché hanno desiderato la presenza del parroco, del sacerdote, per implorare la benedizione di Dio per i loro animali e per le loro attività tante volte faticose. È una festa per voi? Eccellente, una festa sempre eccellente per noi. Ogni anno è sempre in continuazione una festa immensa per noi. Dove andranno? Su nelle montagne ad alte quote, circa 1600 metri vanno, tutto in montagna. E resteranno là per tutta l'estate? Sì.
Abbiamo visto anche questa volta tanti giovani, quindi la tradizione continua. Sì, certo, si tramanda sempre in continuazione. Ringraziamo a quelli che ci hanno preceduto e siamo qua noi. La transumanza continua adesso perché arriveranno. Saranno ancora, sì. Saranno Ci sono le mucche dei cavalli, ci sono. Stanno per arrivare. Grazie. Grazie a lei. Da dove arrivate? Da Geraci. Da Geraci, quindi ogni anno partecipate naturalmente a questo momento. Orgogliosamente geracesi. Abbiamo iniziato con il botto, benissimo. Quindi già abbiamo visto il passaggio di alcuni animali, ma adesso si continua. Le prime mandrie sono passate, ora c'è il resto. Come sta andando? Benissimo, benissimo. Aspettiamo le altre mandrie che passano, bene. Quindi Un po' di freddo stiamo prendendo, però tutto a posto. tante persone qui ad assistere. Sì. Vuol dire che la transumanza cresce. Cresce di anno in anno. Peggio, è peggio.
Cosa prepariamo oggi? Oh carissimo, salsiccia locale, ottima. Bella Sicilia. Abbiamo circa 120 kg di salsiccia e una cinquantina di kg di fette di maiale che faremo dopo la salsiccia e circa 1200 panini, quindi in abbondanza, a voglia. Quindi sarà una cena speciale quella di questa sera? Speciale, sì, per i turisti, per coloro che sono presenti, è gratuito per tutti, tutto gratis, non c'è un ticket, non c'è niente. È la festa dei pastori, che diciamo questa festa è particolare, però in questo modo diciamo, riusciamo a garantire una bella partecipazione da parte di tutti. Comunque la cosa importante è che è tutto gratuito, va bene? Abbiamo preparato il panino con la salsiccia, ci sarà poi un po' di carne arrostita e per finire ci saranno i cannoli con la ricotta fresca. Tutto gratis? Tutto gratis, sì, tutto gratis. Per la festa della transumanza tutto gratis. Il comune, l'amministrazione e grazie agli sponsor che hanno sovvenzionato questa manifestazione per la riuscita di questa festa è tutta. Lanciamo l'invito per il prossimo anno. Il prossimo vi aspettiamo a Geraci per la transumanza 2026. Venite numerosi. È la prima volta che venite a Geraci? No, anche l'anno scorso siamo venuti. Bella festa. Cosa anche vi per piace questa, di più? Anche tutto c'è bello. Sia il paese che l'organizzazione, no? Veramente bravi. L'anno scorso poi è stato pure super. E stasera si gusterà la salsiccia? Sì, sicuramente. Già sono prima fila. Quindi anche lei viene da Termini Imerese? Sì, siamo un Sì, gruppo siamo un piccolo. gruppo di amici. Una giornata di festa? Sì, una giornata diversa dagli A altri. Termini c'era caldo, qua. Un po' di festa. Ciao! Ciao! Noi siamo da Termini Imerese, veniamo.